Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3, la nostra prima edizione in questo venerdì 7 giugno, vigilia di elezioni. Approfitto allora prima di iniziare per ricordarvi quale sarà l'impegno di Antenna 3 per questa 2 giorni elettorale, elezioni europee, elezioni amministrative. Questa sera poi ve lo racconteremo meglio nei nostri telegiornali. Domenica sera alle 21 uno speciale ring dedicato alle elezioni europee, lo spoglio sarà quello delle europee dalle 23, ma noi iniziamo con uno speciale ring dalle 21 per cominciare a discutere di quanto accaduto in giornata, quindi una lunga notte di attesa con i primi risultati delle elezioni europee. La mattina dopo, dalle 8 del mattino, si riparte con un'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata alle elezioni europee e poi nel pomeriggio alle elezioni amministrative, i nostri inviati sulle piazze principali di voto per conoscere in tempo reale i vincitori, i nuovi sindaci, gli sconfitti evidentemente, e per commentare con gli ospiti in studio e in collegamento. E poi alla sera, questo per tutta la giornata, poi alla sera alle 21 si tirano le fila con un'altra puntata speciale di Ring con il nostro Ferdinando Avarino per capire i verdetti finali sia delle europee che delle amministrative. Quindi da domenica sera a lunedì sera di fatto una lunga maratona di Antenna 3 dedicata alle elezioni europee ed amministrative. Allora, apriamo la cronaca con Villorba, siamo nella Marca Trevigiana, una notte di fuoco nel parcheggio di una ditta di trasporti e diversi mezzi distrutti e a quanto pare si tratta di un rogo doloso, indagano i carabinieri. Ci colleghiamo subito con Cristian Arboiti e Nicoletta Rizzetto dal posto. Buongiorno. Buongiorno a te Nicola, a tutti i telespettatori anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Questi gli effetti, queste le conseguenze della notte concitata, tesa che si è vissuta qui a Villorba. Siamo in via Postioma, qui davanti, che così diamo delle coordinate. Grazie Nicoletta, c'è lo stabilimento di Benetton, lo stabilimento di Castrette, quindi è una zona strategica a suo modo centrale. Questo il piazzale della ditta, la ditta Amadio, che si occupa del trasporto di camper e di mezzi come questi. Là c'erano 5 mezzi tra roulotte e camper. Mi dicono appunto i testimoni residenti, mezzi nuovi di zecca. È stata una nottata di impegno ovviamente per i vigili del fuoco, soprattutto per i vigili del fuoco trevigiani, intervenuti con mezzi, uomini e parecchio schiumogeno. Diciamo che le operazioni sono andate avanti per ore e ore, tutta la notte, sono terminate alle 8, però su questo incendio bisogna vederci molto chiaro, perché ti ho mandato poco fa delle immagini, Nicola, non so se riesci a mostrarle da PC. È la rete, c'è un buco nella rete, quindi nella parte, diciamo così, sul retro del grande piazzale. Non riusciamo a raggiungerla adesso perché è un po' distante, è tra i campi. Sono immagini che ho fatto poco fa e sono per l'appunto immagini della rete, un buco dove probabilmente è passata la persona che ha appiccato le fiamme, perché questo, insomma, questa è una delle ipotesi e una delle piste. Qui con me c'è il signor Massimiliano che lavora alla pompa di benzina. Massimiliano, insomma, pare un incendio doloso. Sì, sembrerebbe di sì. Io non l'ho visto, quindi non posso dire di preciso. No, quello delle voci che ho sentito questa mattina sembra di sì, perché hanno tagliato la rete, quindi sono entrati da recinzione. Ecco le immagini che state vedendo, quindi Nicola, è un'immagine quella molto significativa, la rete quindi che è stata in qualche modo rotta e poi appunto qualcuno si è introdotto. Erano mezzi nuovi? Mezzi nuovi da consegnare alle concessionarie, diciamo. Quindi è anche un bel danno. Tra l'altro è la prima volta che capita una cosa del genere. Non è mai successo queste cose, non sono mai successe qui in questa zona, è una zona tranquilla, non è mai successo niente. Quindi siete anche un po' scossi, immagino. Non succede tutti i giorni, sì, è una cosa che la senti per televisione, ma qui da vicino ti scuote un pochino, sì, diciamo. Grazie Massimiliano, grazie davvero. Nicoletta, magari se riusciamo a raggiungere anche il signor Giuseppe,
che appunto è uno dei pochi residenti qui nell'area, un'area principalmente commerciale. Signor Giuseppe, buongiorno signor Giuseppe, siamo in diretta su Antenna 3, ecco, scusate se ecco, sì, la disturbo ancora. Lei questa notte ha visto le fiamme? Ho visto sì, che discorso, ho aperto i balconi, ho visto le fiamme, no? Dopo sono andato fino a sulla muletta e ho visto che ste fiamme che andava a manetta. Fiamme molto alte? Alte sì, tanto alte. Non è successo una cosa del genere? Mi non ho mai vista una roba così. Si parla di un incendio doloso, c'è una rete divelta, questo un po' impensierisce. Queste robe qua non so niente, perché sono io su, ho visto il fuoco e basta, non so niente altro. Signor Giuseppe, grazie davvero. Ecco, quindi noi stiamo raccogliendo queste testimonianze. Nicola, i proprietari in questo momento non sono in casa, abbiamo parlato con alcuni familiari che però per il momento non vogliono rilasciare dichiarazioni. Come puoi capire, la situazione è in evoluzione, si sta indagando, quindi verranno incrociati i dati dei vigili del fuoco che si stanno occupando dei rilievi tecnici con le indagini dei carabinieri della stazione locale. Del fatto è stato avvisato anche il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, con il quale mi sono sentito poco fa. Ti lascio con queste immagini e i tanti interrogativi che queste immagini pongono. Lo ripeto, siamo nella zona di Castrette, via Postioma a Villorba. Per il momento è tutto. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Alboit, grazie a Nicoletta Rizzetto. C'è un altro giallo che riguarda invece ETRA, azienda di rifiuti padovana, tra le più importanti, perché c'è stato un blitz questa mattina nella sede di Piazzola sul Brenta e cercheremo di capire con Federico Fusetti qualcosa di più. Prima però andiamo nel Vicentino, meglio proprio a Vicenza, con la cronaca. È stato recuperato questa mattina all'alba un toro che da giorni scorazzava, un toro in fuga che scorazzava anche nella zona dell'autostrada A4, creando ovviamente anche pericoli per la circolazione. È stato portato in sicurezza in una stalla. Il toro in fuga, ormai diventato ospite dell'autostrada dal 23 maggio scorso, giorno in cui nella 4 tra Vicenza Ovest e Montecchio, a seguito di un incidente in cui era stato coinvolto un camion che trasportava 51 capi di bestiame, si erano dispersi in autostrada diversi bovini che con la loro corsa incontrollata avevano creato scompiglio e disagio alla circolazione, ma che poi erano stati recuperati e messi in salvo. Ma uno di questi, il toro in questione di circa 5 quintali, da allora risultava disperso e in questi giorni ne era stata segnalata più volte la presenza di giorno e di notte mentre pascolava in zona Vicenza Ovest. L'ultima segnalazione del toro vicino alla carreggiata, con conseguente pericolo per l'incolumità degli automobilisti, ha richiesto l'immediato intervento della Polizia Stradale di Vicenza, delle volanti della Questura e del servizio veterinario dell'ULS. Intervento che ha richiesto diverso tempo perché l'animale ha tentato a più riprese di caricare gli agenti che si sono riparati tra le sterpaglie o dietro gli alberi, e anche i tentativi di sedarlo non sono andati a buon fine, fino a che in nottata in via dell'Edilizia a Vicenza ne è stata nuovamente segnalata la presenza. Solo a quel punto, chiudendo le strade limitrofe al transito delle auto, la sedazione è andata a buon fine e il toro è stato trasportato e messo in sicurezza in una stalla autorizzata della provincia. Adesso a Padova, controlli della polizia nella zona della stazione, identificate ben 250 persone, molte con precedenti per spaccio, risse, rapine e furti. Sono state 250 le persone controllate dalla polizia nella zona della stazione e di via Tommaseo nelle scorse ore. In campo volanti, poliziotti di quartiere, reparto prevenzione crimine e unità cinofile. Molte le segnalazioni di spaccio di droga arrivate dai residenti e dai commercianti. La maggior parte delle persone controllate sono stranieri di provenienza africa subsahariana, la maggior parte dei quali già noti alle forze dell'ordine per spaccio, rapine, furti, danneggiamenti, ma anche resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. In particolare la maggior parte delle persone identificate è risultata regolarmente presente sul territorio dello Stato. Molti infatti sono risultati titolari di permesso di soggiorno
per protezione internazionale o altre tipologie di permessi, tra cui lavoro, famiglia e protezione speciale. Per 24 di loro l'Ufficio Immigrazione ha avviato le pratiche per la revoca del permesso di soggiorno in base all'attuale loro pericolosità sociale. 8 i cittadini stranieri irregolari allontanati dallo Stato, 2 dei quali rimpatriati con volo diretto nel loro paese di origine. Si tratta di un 34enne e di un 45enne nigeriani, entrambi con precedenti. 5 stranieri sono stati accompagnati in un centro di rimpatrio. Si tratta di 3 nigeriani, un gambiano già denunciato per immigrazione clandestina e un 21enne tunisino senza fissa dimora. Nell'auto di un 44enne padovano, poi, che stava probabilmente acquistando droga da un nigeriano, gli agenti hanno trovato un grosso macete e un coltello che venivano sequestrati. Il femminicidio di Vigonza ieri in un certo senso si è chiuso una parte del cerchio, adesso c'è la vicenda giudiziaria, ovviamente con le indagini e le accuse pesantissime ad Andrea Favero, il 38enne che ha ucciso la 33enne originaria del Bresciano, e ieri si è chiuso almeno per i familiari una parte di questa vicenda con l'addio proprio a Brescia. Hanno parlato anche il fratello e la sorella. È il frastuono dei motori delle auto tuning modificate, sua grande passione, ad accogliere sul sagrato della chiesa di Folzano, Giada Zanola, la giovane mamma morta a Vigonza dopo essere precipitata dal cavalcavia sulla 4, probabilmente spinta dal compagno Andrea Favero, ora in carcere con l'accusa di omicidio. Un rumore assordante che però non riempie nemmeno in parte il vuoto lancinante lasciato in familiari e amici. Daniel, fratello di Giada, soppesa le parole, non giudica ma chiede la verità. Io volevo bene Andrea e voglio ancora bene Andrea. Dovrebbe essere lui a dirmi se è stato lui o no. Tu cosa vorresti dirgli adesso? Esatto. Vorrei solo parlargli. Non vorrei di niente, non voglio accusarlo di niente. Ci penseranno gli altri a fare giustizia se è stato lui. Daniel che usa parole di compassione anche per i familiari del presunto killer. Siamo tutti uniti, secondo me, nello stesso dolore anche da parte loro. E a chi gli chiede se fosse stato a conoscenza dei lividi sul collo della sorella risponde lapidario. Se li avessi visti non saremmo arrivati a questo punto. Ai funerali anche il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro e la prima cittadina di Brescia Laura Castelletti, sul petto di tutti un fiocchetto rosso, ormai simbolo della lotta alla violenza di genere. Dentro di noi c'è tanta rabbia, ti abbiamo visto crescere e oggi ci sentiamo persi, ha detto Don Sergio, e persa si sente la sorella Federica che con Daniel ha sostenuto Papagino anche all'uscita del feretro. Era dolcissima e mi manca tanto, è un dolore fortissimo, è comunque una perdita indipendentemente da tutto, fa male. Un'altra vicenda che ha scosso il Veneto, la Marca, ma anche il Padovano, la morte di Barbara Carron, l'imprenditrice uccisa da un tumore a soli 51 anni. Domani alle 10:30, come vedete nell'epigrafe a Carainati, siamo a San Zenone degli Ezzelini, l'addio a Barbara Carron. Ha raccontato la sua lotta contro la malattia nei social, lasciando anche delle parole struggenti come ultimi messaggi. Sentiamo. Quando ho saputo della mia malattia è stato l'inizio di un viaggio, la paura e la scoperta di una me che non conoscevo. L'universo toglie e restituisce. Credo che la vita si regga su questo equilibrio, dare e avere. Ho dato un senso a ciò che mi era successo e ho ricevuto tanto amore. Questo è l'ultimo post che appare sulla pagina Facebook di Barbara Carron, scritto dalla sorella. Lei ci teneva, si legge. Questo è il suo pensiero 5 mesi prima della recidiva, che purtroppo ci ha tolto troppo presto la sua anima bella. Riposa in pace, sister.
Un messaggio al quale se ne accompagnano tanti altri di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditrice trevigiana spentasi alla casa dei Gelsi, dove era ricoverata da qualche giorno. 51 anni, di Asolo, Barbara era consigliera delegata e legale rappresentante del gruppo Carron, una delle più importanti aziende italiane nel settore edilizio di San Zenone degli Ezzelini. Dal 2008 al 2012 era stata vicepresidente del Calcio Padova, conquistando una promozione in Serie B nella finale di Busto Arsizio. Oggi il sito della squadra biancoscudata è listato a lutto. Sulla home page una foto di Barbara Carron e un ciao Lady B. L'imprenditrice qualche anno fa aveva affrontato e superato una prima battaglia contro il tumore al seno, poi lo scorso ottobre la comparsa di una recidiva. Da un paio di giorni ho ricevuto la notizia che non avrei mai voluto sentire, ma che in verità sentivo che era nell'aria. Sapevo che c'era qualcosa di pesante in arrivo, perché le cose, quelle importanti, uno se le sente. Dopo così poco tempo però no, speravo mi lasciasse respirare un po' di più, qualche anno almeno, il tempo di realizzare la meta di un sogno, scriveva Barbara dopo la diagnosi sulla sua pagina Facebook, che da quel momento divenne una sorta di diario nel quale l'imprenditrice iniziò a raccontare la sua lotta contro la malattia, le notti insonni, la stanchezza, le cure, senza però mai piangersi addosso, anzi mostrandosi sempre sorridente, dimostrando una grande forza e voglia di vivere. Amo la vita più di quanto non l'abbia amata in questi 51 anni, scriveva nel post in cui raccontava l'ultimo ciclo di chemioterapia. In molti messaggi scriveva la parola fortuna o esprimeva la sua gratitudine per quello che aveva, per l'affetto di chi le stava vicino. Il suo ultimo post è datato 25 maggio. Godetevi ogni singola cosa che la vita vi regala, non rimandate mai nulla, non pensate di avere tempo in eterno perché non è così, vi sbagliate. Pensiamo che tutto torni, che di tempo ce ne sia in abbondanza, non è così. Il tempo è un'incognita e noi dobbiamo approfittarne perché ogni cosa è regalata, è un dono meraviglioso che la madre terra ci mette a disposizione, e anche la cosa più semplice diventa la più preziosa e la godiamo, gustiamo, viviamo come la migliore, scriveva Barbara Carron, lasciando a tutti un ultimo toccante messaggio. Una donna straordinaria che ha saputo fare anche della propria malattia un momento per far crescere la comunità, per dare consapevolezza a tutte quelle donne che stanno lottando. Un grazie di cuore a Barbara per quello che è stata e per quello che ha dato, e un grande abbraccio a tutta la famiglia. Così dunque la vicenda triste di Barbara Carron. Noi torniamo a parlare, allora lo avevamo detto in apertura, questo giallo di questo blitz dei carabinieri nella sede di Etra a Piazzola sul Brenta. Siamo collegati con Federico Fusetti, che dovrebbe essere collegato da Vigonza, dove c'è la sede principale di Etra. Buongiorno Federico, allora cosa si sa, cosa è successo? Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, in realtà più che un giallo è una vicenda che deve essere ancora definita nei contorni. Infatti ringrazio molto il presidente Flavio Frassone, il presidente di Etra, che ci dà una mano a capire. I fatti sono che questa mattina all'alba i carabinieri, in forze tra l'altro con più pattuglie, hanno fermato un mezzo di Etra che stava facendo il solito giro di raccolta dei rifiuti e hanno accompagnato i due operatori in caserma. Non so nemmeno se si tratti di un fermo, si tratta comunque insomma di una vicenda che ha visto gli operatori accompagnati in caserma, mentre il mezzo è stato portato dai carabinieri nel deposito. È una vicenda che rientra in un'indagine della procura e che riguarda anche i carabinieri del nucleo forestale. Noi sappiamo fin qui quello che è accaduto. Il presidente, anche un po' più in generale, ha fra l'altro un messaggio da dare. Cosa sapete e il messaggio forte e chiaro qual è? Ma noi non sappiamo molto più di voi della stampa, perché le indagini sono ancora in corso. Io non ho ancora ricevuto notifiche di contestazioni di reati. Posso solo dire una cosa: non è la prima volta che succede che i nostri operatori vengano controllati, e devo dire che proprio in funzione dei controlli in passato fatti abbiamo adottato una policy aziendale molto chiara, molto rigida, molto ferrea, cioè nel senso che i nostri operatori devono comportarsi bene, devono comportarsi non solo da codice comportamentale, ma proprio siamo di fronte a maneggio e trattamento di rifiuti, quindi a leggi che portano dritto al penale, quindi pretendiamo correttezza da tutti i nostri dipendenti. Non fosse altro per il danno di immagine che arrecano tutti gli altri 1100 dipendenti che lavorano correttamente tutti i giorni per dare servizi di qualità ai nostri cittadini. Ecco, quindi noi siamo a disposizione delle forze dell'ordine, come sempre, siamo a disposizione della magistratura per fare chiarezza, ma saremo rigidissimi se verranno
siano evidenziate colpe o reati nel trattare i nostri dipendenti. Quindi naturalmente presunzione di innocenza per queste due persone, però tolleranza zero, come ha detto poco fa, anche perché è un'azienda, insomma, come diceva, con 1100 dipendenti. Sì, e avete già licenziato dei dipendenti in passato? Sì, non per futili motivi ma per giusta causa, e quindi ecco, proprio in virtù di quello che è successo in recente passato abbiamo adottato questa policy che deve essere applicata sempre, anche perché vi spiego che quando si tratta di rifiuti, dicevo prima, scatta il penale e l'azienda potrebbe essere coinvolta direttamente. Io sono il principale persona coinvolta, perché essendo il presidente del consiglio di amministrazione le responsabilità poi alla fine cadono su di me. Però al di là di questo c'è tutto un discorso etico che va fatto, soprattutto su questi servizi. Ringrazio molto il presidente Flavio Frasson, naturalmente avremo magari notizie in più durante la giornata, Nicola, e ve le daremo, ve le comunicheremo. Ti restituirei la linea. Grazie a Federico Fusetti, grazie anche al tuo ospite. Torniamo a parlare della tragedia del Natisone con la ricerca del povero Christian che ancora continua. Non finiscono e non si fermano le ricerche andate avanti per il 7° giorno per ritrovare Christian Kasian Molnar, il 25enne romeno travolto dalla piena del Natisone, assieme alle amiche Patrizia e Bianca, le cui salme hanno fatto rientro in Romania. La speranza è riposta nel meteo, le condizioni stanno progressivamente migliorando, il livello del torrente sta diventando molto basso e aumentano le possibilità di avvistare il corpo. Tanto basso da ritrovare alcuni indumenti riaffiorati ieri e 2 giorni fa, che però si è scoperto dopo un'attenta analisi non appartenere al giovane. Si trattava invece di oggetti trascinati dalla semipiena e riemersi proprio perché l'acqua in alcuni punti è talmente bassa da rendere anche difficoltosa la navigazione dei mezzi di soccorso. Le acque del fiume Natisone sono quindi in forte calo, l'ondata si è quasi esaurita. Questa situazione ha permesso la possibilità di poter effettuare anche degli scavi all'interno dell'alveo con una potente pala meccanica dei vigili del fuoco tra Orsaria e Oles di Manzano, nella speranza di ritrovare appunto il corpo di Christian. Si smuovono davvero grandi quantità di ghiaia e detriti portati a valli dalla furia del corso d'acqua che venerdì, poco prima delle 14, ha travolto i 3 ragazzi nei pressi del Ponte Romano a Premariacco. Le operazioni procedono nella massima sicurezza. Al momento però di Christian nessuna traccia. Lo scandagliamento di fondali e argini, qualora non dovesse essere trovato prima il corpo o addirittura si spera Christian vivo, proseguirà certamente fino a domenica. Imponente la squadra di lavoro all'opera con 80 persone tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile, oltre a tutte le associazioni locali di supporto. Intanto la famiglia di Christian ha rotto il silenzio ieri ed ha emesso un comunicato stampa ufficiale sulla vicenda. Sentite. Nel giorno in cui, dopo la cerimonia religiosa ortodossa, le salme di Patrizia Cormos e Bianca Doros volano a Tarnamare, Transilvania, in Romania, per le celebrazioni funebri con tutti i familiari, c'è ancora da scrivere il finale che riguarda Christian Kasian Molnar, il 25enne rumeno che con tutte le sue forze ha provato a difendere la fidanzata Bianca e l'amica Patrizia dalla furia delle acque del Natisone che li ha sorpresi nel momento sbagliato. Ha resistito finché ha potuto prima di arrendersi, come non si arrende la sua famiglia che continua a sperare in un lieto fine. E se i familiari delle 2 ragazze, mamma, papà e sorellina, sono entrate nella difficoltosa fase dell'elaborazione del lutto, quelli di Christian vivono ancora gli strazianti e angosciosi momenti di incertezza massima, con il fratello in particolare, Petru Radu, che praticamente non dorme da giorni e come un leone in gabbia è sempre al seguito di chi sta operando sul luogo, quasi volendosi anche lui buttare nel fiume a cercare il fratello. Proprio lui, che della famiglia lo aveva visto per ultimo dal momento che Christian e Bianca erano andati a trovarlo in Austria, dove abita, Radu ha avuto la grande gioia di diventare papà nel mese di dicembre e poco più di 2 settimane fa c'era stato il battesimo alla presenza proprio di Christian e Bianca, da una grande gioia al grandissimo dolore, un momento di vuoto, ma non più di silenzio, rotto da un comunicato stampa della famiglia Molnar che parla per la prima volta da quel maledetto venerdì 31 maggio. Per loro non è da escludere quello che al momento potrebbe essere considerato un miracolo.
I familiari di Christian non disperano ancora di trovare vivo il giovane, si legge nella nota pubblicata dall'avvocato Gaetano Laghi. Esprimono piena fiducia nell'inchiesta aperta dalla Procura di Udine, convinti che si accerteranno le eventuali responsabilità nel ritardo dei soccorsi prestati ai 3 ragazzi. Viene tirato in ballo ancora quindi il problema eventuale del tempismo dei soccorsi, con la lente di ingrandimento piazzata sull'intervento dell'elicottero, con i 2 velivoli, il drago da Venezia e quello del soccorso alpino da Campoformido, partiti in orari diversi e arrivati in rapida successione, prima il secondo e poi il primo, sul posto, quando ormai i ragazzi erano già scivolati e l'unica cosa rimasta da fare per loro era perlustrare il natisone prima del rientro alla base. Citiamo un fantasma, l'elicottero non c'è, sulla scena della tragedia l'elicottero non appare mai, perché una volta che i ragazzi si sono andati non c'è più la scena, non c'è più il teatro. Gli elicotteri arrivano e perlustrano il natisone, non fanno nessuna azione di soccorso, quindi parlare di elicotteri, lasciando a parte le polemiche, mi pare inutile. Il comunicato della famiglia Molnar continua, con i genitori e i fratelli che chiedono inoltre alle autorità preposte di continuare nelle ricerche di Christian. Il fratello Petru Radu, che segue le ricerche sul posto, desidera che non siano pubblicate sue foto dei suoi familiari, chiede, mio tramite, dice Laghi, che siano rispettate l'ansia e l'angoscia che tutta la famiglia Molnar prova in questi terribili momenti, e si unisce infine al dolore delle famiglie Kormos e Doros. L'ansia cresce, l'attesa è disperata con la famiglia Molnar che ha rotto il silenzio. Torniamo in Veneto, lasciamo il Friuli, torna in libertà, viene rimesso in libertà il camionista tedesco che travolse e uccise Davide Rebellin. Ci racconta tutto Daniele Garbin. Siamo al Tribunale di Vicenza in compagnia dell'avvocato Andrea Nardini. Buongiorno. Ecco, l'avvocato è legale difensore di Wolfgang Rie, che è l'investitore ritenuto responsabile di Rebellin, il campione di ciclismo. La notizia del giorno che siamo qui a commentare è la liberazione del suo assistito, vero? Sì, confermo. Ecco, per riepilogare quanto è successo, intanto vediamo il servizio. Colpito da ictus ischemico, Wolfgang Rieke è stato rimesso in libertà. Il camionista tedesco di 63 anni, il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino, travolse e uccise il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin. Si era sentito male la sera del 23 maggio, immediatamente il ricovero in ospedale al Cafoncello di Treviso. Il tribunale ha dunque revocato la misura degli arresti domiciliari a Wolfgang Rieke per la serietà delle sue condizioni fisiche e per l'attuale evoluzione della malattia che richiede un'assistenza continuativa. Di conseguenza, secondo il giudice, le esigenze di cura dell'imputato appaiono incompatibili con il permanere delle limitazioni collegate all'esecuzione della misura cautelare in atto. Il 27 maggio scorso, dopo aver preso atto del malore di Wolfgang Rieke, l'udienza dibattimentale è stata rinviata per legittimo impedimento al prossimo 24 giugno. Il camionista dunque potrà tornare a casa dai suoi parenti in Germania. Allora, abbiamo visto questa ricostruzione, cosa commenta, cosa dice? C'è da aggiungere, avvocato? Guardi, la misura cautelare è stata revocata principalmente, anzi essenzialmente per le condizioni di salute attuali del signor Rieke, che si trova ancora ricoverato all'ospedale di Treviso al momento, quindi le sue condizioni sono estremamente gravi e tale appunto da ritenere che non siano compatibili con gli arresti domiciliari. Ecco, lei si aspettava comunque questa iniziativa, questa decisione? Sì, nel senso speravamo che i giudici capissero la situazione e così è stato. Ecco, allora con questo la salutiamo e le auguriamo in bocca al lupo. Grazie a lei. Così dunque la vicenda che continua però con questa novità. Andiamo in pubblicità, poi andremo a Venezia per parlare di sfratti. Di nuovo in diretta con la prima edizione, allora andiamo da Venezia, da Filippo Fois e Sandro Ponchio, perché c'è una situazione in corso in questo momento e parliamo di sfratti, è una storia particolare. Filippo, che storia è? Sì, hai detto bene Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Generalmente uno sfratto non è purtroppo un fatto che fa notizia. In questo caso però qui a Venezia si carica di parecchi significati anche politici. Allora vi raccontiamo brevissimamente questa storia. Noi ci troviamo in questo momento nel sestiere di Dorsoduro. Alla mia sinistra c'è un grandissimo palazzo, sono circa 2000 metri quadri, è stato costruito all'inizio del Novecento dal Comune di Venezia come residenze pubbliche. È stato utilizzato in questo modo
fino a pochi anni fa. Nel frattempo il comune l'aveva regalato all'Università Ca' Foscari di Venezia, fino a che pochi anni fa l'Università Ca' Foscari di Venezia l'ha venduto a un'immobiliare romana. A quel punto i condomini che si trovavano qui sono stati tutti sfrattati, sono cominciati dei lavori che hanno, da parte di un'immobiliare romana, che hanno raddoppiato gli appartamenti. È rimasta solamente una condomina, è rimasta solo una condomina, che è quella appunto che sta attendendo l'ufficiale giudiziario. Si tratta della casa in cui è nata, non la vuole lasciare, e attorno a lei si è creato una forte solidarietà da parte di altri residenti, di associazioni per la residenzialità a Venezia e anche di istituzioni pubbliche. Perché? Perché lo sapete, Venezia è una città che si sta lentamente ma inesorabilmente spopolando, è una città che oramai è scesa sotto i 49.000 abitanti e tutto si sta trasformando in locazioni turistiche. L'impressione è che questo raddoppio delle camere, per cui in questo momento si stanno svolgendo i lavori, sia per trasformare anche questi altri 2.000 metri quadri in residenze turistiche, in una città che ha già 80.000 posti letto per turisti, ampiamente sopra quella che è la popolazione residente. L'ufficiale giudiziario, da quello che ci è stato detto, dovrebbe arrivare tra una decina di minuti. La signora in questo momento si trova in casa assieme a varie persone che la stanno rincuorando per quello che accadrà nelle prossime ore, perché potrebbe essere effettivamente che ci sia lo sgombero dell'appartamento. Comunque vi terremo aggiornati nel corso dei prossimi collegamenti. Nicola. Benissimo, grazie. Allora chiedici la linea quando poi la situazione si evolve da Venezia. Noi adesso apriamo una pagina dedicata ai minorenni, purtroppo protagonisti della cronaca. Siamo nella Marca trevigiana. La prima vicenda riguarda un brutale pestaggio. Si erano trovati faccia a faccia lungo le mura di San Teonisto. Qualche sguardo di troppo, forse delle offese, ed è scoppiata la rissa. In 6 contro 2, presi e buttati a terra, e poi calci e pugni dritti in volto fino a rompere gli occhiali di uno dei due. Protagonisti della violenta aggressione che si è verificata il 25 aprile scorso a Treviso, 6 minorenni che con una violenza inaudita hanno alzato le mani su 2 ragazze di 18 anni mentre erano ancora in sella alle loro biciclette. Una furia, quella dei 6 del branco, che si è scagliata contro i 2 e che ha reso necessario il loro ricovero in pronto soccorso per medicare le ferite riportate. 7 i giorni di prognosi per ciascuno dei 2 feriti. Indagini della squadra mobile della questura di Treviso, che sta cercando di risalire anche ai motivi che hanno scatenato la violenza e che nei giorni scorsi hanno portato ad identificare uno dei 6 minorenni coinvolti. Si tratta di un ragazzo di 16 anni denunciato per lesioni aggravate e danneggiamento. Al momento non si sa se il gruppo di minorenni avesse dei rapporti con i 2 diciottenni. Proseguono pertanto le indagini della squadra mobile per risalire anche agli altri 5 minori autori del pestaggio. E poi non solo pestaggio, anche furti, uno in particolare sempre a Treviso, sempre protagonisti dei minorenni. In 2 a bordo di un motorino rubato e senza patente. Hanno forzato un posto di blocco della polizia locale, poi abbandonato il mezzo e fatto perdere le loro tracce scappando a piedi. Il fatto segnalato alla squadra mobile della Polizia di Stato, che si è immediatamente messa sulle orme dei 2, riuscendo in prima istanza a identificare uno dei 2 ragazzi a bordo del motorino, denunciato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere, perché trovato in possesso di un manganello telescopico, in grado quindi di essere nascosto in tasca ed estratto per commettere violenza. Il fatto è avvenuto nella zona di Santa Bona, Treviso, la mattina del 29 aprile. Secondo le prime ricostruzioni, pare che i 2 ragazzi di 16 anni siano gli autori del furto del motorino rubato a un rider la sera del 28 aprile scorso, mentre era impegnato in un locale di via Roma per terminare una consegna a domicilio. Indagini della polizia proseguite fino all'identificazione nei giorni scorsi del secondo sedicenne. Appurato che fosse lui alla guida dello scooter, il ragazzo è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente. Da Treviso a Vittorio Veneto, ancora ragazzini, protagonisti questa volta di atti vandalici pesanti in città.
Vetrate rotte, bestemmie, scritte oscene sui muri, qualche mozzicone di sigaretta, sanitari devastati. È stato un tardo pomeriggio di follia quello vissuto da due giovanissimi all'interno dell'ex sanatorio di via Forlanini a Vittorio Veneto, struttura già di per sé degradata e terra di nessuno, di fatto aperta a perditempo e sbandati. È qui che i due minorenni armati di mazza da baseball hanno trasformato gli ex padiglioni nel loro personale sfogatoio, sperando evidentemente di farla franca, ma tanta è stata la veemenza che il fracasso si è avvertito anche nei paraggi, inevitabile l'allarme. Io ho sentito botti come colpi, hai capito? I carabinieri arrivati sul posto li hanno sorpresi nell'atto della devastazione, da qui il passaggio in caserma e l'inevitabile denuncia con l'ipotesi di reato che è quella di danneggiamento aggravato. Affidati ai genitori, la parola ora passa alla Procura dei minori di Venezia, sequestrata pure la mazza da baseball. Non si può delegare alla scuola, l'educazione si insegna in casa. Per conto mio. Io ho fatto così. Resta però un tema, ovvero il degrado evidente nel quale versa la villa, un tempo tra le più note del territorio. Non è più tenuta bene come era tanti anni fa quando c'era l'ospedale, insomma. Ed è un peccato perché sono delle strutture che potrebbero essere utilizzate anche per modi diversi, anche lo stesso per gli anziani o per i giovani. Invece in questo momento queste strutture qua vengono utilizzate da queste persone ma per fare cose molto molto diverse, insomma, ed è peccato. E ci sono spesso dei minorenni tra i protagonisti degli atti di violenza all'interno degli autobus, una linea in particolare ormai è nel mirino, quella tra Conegliano e Pieve di Soligo. I ragazzi molto aggressivi, molte volte mi ritrovo in chiamata con qualche mia amica per avere una sicurezza in più, diciamo. Ho anche molta paura per i ragazzi che mi guardano e non so cosa rispondere, perché comunque tutti ci giriamo di fronte a delle scene del genere. Io sono tranquilla abbastanza perché mi trovo sempre con persone che conosco il Corriere, però se fossi da sola e non conoscessi nessuno avrei un po' di preoccupazione. Maria e Alessia, nomi di fantasia, sono due giovani studentesse della tratta Conegliano Pieve di Soligo, la più calda della Marca, come evidenziato anche da Giacomo Colladon, presidente di MOM, che ha chiesto più controlli sulle linee 131, 132 e 133. È qui che si aggira il branco dei soliti noti. Arrivano da Sernaglia, Moriago della Battaglia, si ritrovano a Pieve di Soligo, alcuni anche da Cossa Martino, Farra, che conosciamo ormai tutti bene perché sono sempre gli stessi, e si ritrovano a Pieve di Soligo per andare a Conegliano. A Conegliano c'è un grosso ritrovo di gente che arriva da ogni dove al Biscione. Tanti poi si spostano nella zona del Conè, spesso sono alterati, quasi mai pagano il biglietto. Facendosi forza di essere in 15, 20, 30 persone, l'autista non va a chiedere ovviamente quando si vede 30 ragazzi che non pagano il biglietto se hanno il biglietto, perché un po' di paura magari ce l'ha. Giusto chiedere più controlli, dice quindi Minette, ma non basta. Questo è un autobus vecchio e purtroppo ci troviamo a dover operare anche questo tipo di autobus. Ovviamente non è che possiamo fare, l'azienda non può fare miracoli, però noi abbiamo chiesto più volte che in certe zone, in certe linee mettessero delle corriere un po' più nuove e che avessero dei dispositivi di sicurezza. Qui manca una porta, che alcuni mezzi magari più nuovi hanno la porta di vetro. Porta di vetro, ma anche panic button per avvisare le forze di polizia. Intanto la giovane Maria torna su un episodio che aveva indignato, lei ne è stata testimone diretta. Ho visto dei cori che incitavano allo stupro contro una conducente donna, posti da dei ragazzi, quindi un plausibile attacco aggressivo comunque e una cosa scandalosa per il 2024, possiamo dire. Le chiamiamo spesso baby gang, c'è chi dice non chiamiamole così, è un termine che risulta attrattivo per i giovani. Il termine baby gang è un termine che suona bello, io faccio parte di una baby gang, mi sembra bello, se io fossi un ragazzino di terza media, che è l'età in cui io insegno, penserei baby gang è una cosa, ha un suono piacevole, è una cosa che mi ispira. Io cambierei proprio, direi, gruppi di ragazzi che si comportano male, insomma, perché questa è la realtà dei fatti, che non hanno rispetto. Gruppi disagiati, gruppi
Mi verrebbe qualche parolaccia di la verità, quindi meglio che non lo dica. Potrebbe sembrare una questione lessicale, ma non lo è affatto. Parte da questa proposta Matteo Marconi, docente e presidente della cooperativa Comunica, tra le più attive nella Marca e in Veneto. Un fenomeno, quello delle baby gang e del disagio, che andrebbe affrontato con nuovi strumenti per chi lavora proprio con i giovani, anche al di fuori delle scuole, come associazioni, onlus, parrocchie e Proloco. Non è una questione soltanto di economica, chiaro, se ci fossero più risorse economiche si andrebbe meglio, ma molte volte alcune attività vengono un po' ostacolate da alcune richieste burocratiche che hanno una loro ragione, quindi i comuni sono obbligati a chiederlo perché è previsto dalla legge, però bisognerebbe lavorare per semplificare. Dalle norme sulla privacy a quelle per l'igiene e la sicurezza, tutte giuste ma spesso con procedure asfissianti che bloccano le realtà di dimensioni più ridotte. Molte associazioni molto piccole in questo momento ad esempio si rivolgono a noi per essere aiutate perché non riescono più a gestire la parte finanziaria, perché tutti gli obblighi di legge sono diventati pesantissimi anche per un'associazione che fa poche decine di migliaia di euro, anche meno, di entrate. Anche la nostra cooperativa alla fine ha gli stessi obblighi che la Fiat, per loro non costano niente, per noi sono enormi. La richiesta quindi è di liberare dai lacci burocratici chi si occupa di giovani sul territorio. Tutto questo discorso sta bloccando le attività anziché permettere di svilupparle. Dalla vicenda dei minorenni protagonisti della cronaca, la piaga dei furti e dei ladri, partiamo da Mestre dove torna l'incubo delle spaccate col tombino. A Mestre si torna a colpire con la tecnica del tombino. L'ultima al Bar Venice, all'incrocio tra Corso del Popolo e Via Torino, è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Si vede il ladro verso le 4:20 nella notte tra mercoledì e giovedì arrivare proprio con il tombino sotto il braccio, preso dietro il locale lungo la via interna. Lo posa, si allontana, poi torna per scagliarlo con forza contro la vetrina, andata a quel punto completamente in frantumi. Forse, dopo essersi ferito alla mano, entra dunque nel locale e si dirige verso il registratore di cassa portandolo via con 1.100 euro all'interno. Non contento, prima di andarsene il malvivente si è anche preso 2 bottiglie di Coca-Cola. Oltre il danno la beffa. Furioso Ali, uno dei gestori di origine bengalese che si è sfogato con un post sui social denunciando il furto, avvenuto, scrive, per la seconda volta, tanto da aver ingaggiato un vigilante che dalle 18 all'alba sorvegli il locale. Un presidio che paga di tasca propria per tenere al sicuro il bar e tutelare i clienti. Siamo veramente stufi, si sfoga, così non si può più andare avanti. Da Mestre a Spresiano, siamo di nuovo nella Marca trevigiana, c'è una via presa di mira, via Lazzaris, è stata presa di mira soprattutto nelle abitazioni, ma questa volta i ladri sono venuti a colpire anche in una trattoria. Questa qua, io l'ho sistemata un po' per riuscire a chiuderlo, non lasciarlo proprio come era aperto, vede che è tutto rotto. Hanno forzato la porta di ferro probabilmente con un piede di porco, la lamiera che si inclina ma i ganci di blocco hanno resistito. Non si sono arresi i malviventi facendo ancora più leva, rompendo i ganci e riuscendo ad entrare nel retro del locale di via Lazzaris a 2 passi dalla stazione di Spresiano, una forza che ha fatto saltare anche il vetro. Siamo rimasti un po' male, diciamo, perché non è mai successo, era per la prima volta, quindi addirittura mia moglie era un po' sotto shock, diciamo. Hai anche paura di entrare perché non sai cosa trovi, chi è dentro, cosa c'è. Quando è successo siamo stati avvertiti e venuti qua e aspettato i carabinieri. Oltre ai danni alla porta secondaria, il furto di circa un centinaio di euro tra monete e pezzi più piccoli. Il fondo cassa lasciato dal titolare per poter dare il resto ai clienti la mattina successiva. Il colpo martedì notte. Hanno agito indisturbati, forse sicuri di non essere sentiti. Ad accorgersi del colpo un amico del titolare. Passando con il cane ha visto la porta della caneva giù rotta e il vetro spaccato e ha detto sicuramente c'è stato qualche furto. Arrivati in dentro non c'era nessun danno a parte che ha portato il cassettino con portamonete che c'era sul registratore di casa. Per fortuna che noi lasciamo il registratore aperto perché sennò sicuramente lo rompeva. Ha trovato il cassettino e l'ha portato via quello. Il cassetto del registratore di cassa trovato abbandonato lungo il sottopassaggio ferroviario. La prima volta che un fatto simile accade alla trattoria in 10 anni di attività. Spresiano, che però è sotto il mirino dei ladri, sempre in via Lazzaris, nella zona residenziale, messi a segno in 10 giorni ben 6 colpi.
Vedere come è successo sono quelli che stanno cercando soldi, in teoria, perché se no non ha portato niente di merce, diciamo, bottiglie, mangiare, robe così, non hanno toccato niente, non hanno fatto i danni, si vede che stanno cercando solo fondo cassa. E poi invece a Vicenza l'impressionante raffica dei ladri raid nei box di 2 condomini in via Bedeschi, pensate una quarantina di fori in altrettanti box dei condomini. Martedì pomeriggio, probabilmente durante l'acquazzone che ha interessato Vicenza, e verso le 5 siamo scesi e abbiamo trovato 40 garage, alcuni aperti ma tutti con i fori nel portellone, che ha consentito ai malintenzionati di entrare e rubare. Questo ha interessato 40 garage nel nostro condominio, il Borgo, e altri 15 nel garage nel condominio a fianco. Il racconto di uno dei residenti di via Bedeschi alle prese con la conta dei danni al garage. Hanno praticato dei fori alle serrande dei box per far leva sulle serrature e poterli aprire. Il tutto è successo nell'arco di un'ora. Condomini che stanno ancora verificando cosa sia stato portato via. Allo stato attuale restano le basculanti forate da risistemare. Si fa l'analisi dei danni. Ad alcuni sono stati portati via attrezzi di lavoro, avvitatori, una smerigliatrice, ad altri nulla. Hanno fatto dei buchi su tutte le serrande per poterle forzare, aprire e forzare. Anche la mia è stata forzata, come tutte le altre 40 del condominio. Ad un primo sguardo non mi sembra che abbiano portato via nulla, ma devo approfondire. Penso siano stati disturbati perché in pieno giorno, in pieno pomeriggio, 40 garage da aprire, evidentemente qualcuno è passato e si sono interrotti. L'attenzione messa in luce dai residenti riguarda il tema della sicurezza nel quartiere, visto che il tutto si è consumato di giorno. Farli in pieno giorno, questo veramente lascia perplessi e ci fa anche chiedere ma in che città stiamo diventando Vicenza. Perché qualche giorno fa hanno rubato le biciclette nel condominio a fianco, i furti nei garage, non lo so. Torniamo a Venezia, Filippo Foi chiede la linea, la vicenda è quella che ci ha raccontato poco fa, lo sfratto in quell'abitazione storica di Venezia. Cosa sta succedendo, Filippo? È arrivato l'ufficiale giudiziario, è arrivato anche l'avvocato che rappresenta l'immobiliare. Diciamo che il crimine è molto teso, loro tra l'altro ci hanno chiesto di non essere ripresi, anche se però siamo sulla pubblica via, per cui qui possiamo fare quello che vogliamo. L'intenzione è quella, in questo momento tra le persone presenti c'è il presidente della municipalità di Venezia, Marco Borghi, il consigliere comunale Gasparinetti, ci sono dei rappresentanti di OCCE, l'Osservatorio Civico per la Casa. Da quello che abbiamo sentito, l'ufficiale giudiziario ha chiesto alla forza pubblica di intervenire, ci sono circa 3 agenti qui, noi abbiamo avuto modo anche di parlare con l'avvocato che però non vuole essere intervistato, lui ha detto semplicemente che si sta eseguendo una sentenza che tra l'altro è vecchia di 2 anni e mezzo, per cui questa è la legge, la signora deve andare via. Naturalmente il motivo per cui siamo qua e per cui sono presenti anche tante persone è che a Venezia, in una città che vive un'emergenza abitativa e una turistificazione così grossa, il fatto si tinge di significati molto molto pesanti. In questo momento la situazione è piuttosto tesa, si stanno confrontando le parti, però da quello che insomma se ci sembrava di sentire hanno chiesto agli agenti di intervenire. Io non so se sia anche arrivato il fabbro, perché la signora in questo momento è chiusa in casa, adesso vedo che la polizia sta salendo le scale, per cui non so, Nicola, forse ci risentiamo tra pochissimo. Come sta procedendo? Adesso mi chiede la linea anche di nuovo Christian Arboit, non è più a Villorba per parlare del rogo doloso all'azienda dei trasporti di Villorba, ma a Ormelle, lo dico anche alla regia che ringrazio Alessandro Granzieri e Tommaso Migot, per un'auto che è finita contro il muretto di un'abitazione, c'è un 27enne in gravi condizioni. Io vedo che sta parlando con qualcuno, non so se mi sente Christian, forse non ancora, forse sta facendo un'intervista. Comunque con l'auto contro il muro di un'abitazione c'è un 27enne grave a Ormelle. Non so se riusciamo a fare un collegamento flash velocissimo con Christian Arboit. Purtroppo è un grave incidente che è avvenuto intorno alle 22
a Ormelle c'è un ragazzo in gravissime condizioni. Cristian. Può uscire un attimo con me? Cristian. Ma va benissimo, la inquadriamo alto. Cristian, mi senti? Sì, Nicola. Eccoci. Sì, Nicola, ecco, mi senti? Sì, guarda, siamo appena arrivati con Nicoletta Rizzetto qui a Ormelle e qui con noi c'è il signor Antonio. Siamo appena arrivati, questione proprio di pochi secondi, ma è molto gentile Antonio. Che cos'è successo questa notte? Praticamente o per un malore, non lo so le cause, è uscito con l'auto, vedete il segno sull'erba, non ci sono segni di frenata, si è schiantato contro la spalletta in cemento che delimita gli scarichi, diciamo, ha preso in pieno questo pilone di cemento che sorreggeva la recinzione e l'auto si è ribaltata in strada. Si è ribaltata letteralmente in strada qui. Esattamente. Ma era abbastanza distrutta, non era un'auto di grossa cilindrata, era una Ford Fiesta, infatti vedete che sono rimasti, hanno pulito, ma è un po' distrutto, un po' la vecchia Fiorera che era lì. Poi sono arrivati i soccorsi, sono riusciti a estrarlo dalle lamiere, l'hanno portato in autoambulanza, l'autoambulanza è rimasta una mezz'oretta qui, quindi probabilmente hanno tentato di rianimarlo all'interno. Poi ho sentito i carabinieri dire respira, è ancora vivo, perché quando è uscito, io l'ho visto solo nel momento quando sembrava messo male, diciamo. Ecco, ma signor Antonio, i soccorsi li avete allertati voi? Li ho chiamati io il 118 subito, sono uscito perché abbiamo sentito questo tonfo, ma come un enorme albero che cadeva, ma veramente forte, e abbiamo visto l'auto, la prima cosa con la prima avvicinarmi ho chiamato il 118. Ecco, lei si è fatto un'idea, un malore, che cosa, la velocità? Mettiamo un misto di tutto perché non posso adesso dire, saranno le autorità poi che vedranno le cause. Era da solo, questo sì, ho fatto tutto da solo. È la prima volta che capita, che succede, è una strada dove si corre? No, qui corrono molto e come vedete la casa fa da strettoia, però qui essendo un rettilineo di più di 2 chilometri corrono, sembra di essere in Formula 1 qualche volta. Quindi questo è via Bidoggia, ricordiamolo, quindi che da Fontanelle porta... Da Roncadelle porta a Fae. Da Roncadelle a Fae di Oderzo. Quindi è parecchio trafficata anche adesso. 22 credo sia dal punto di vista, è trafficata da mezzi pesanti, da normali persone che vanno al lavoro, vedete, mezzi agricoli come in questo caso. Ecco, sì che non vanno proprio pianissimo. Non vanno esattamente pianissimo. Esatto, e quindi qui c'è questo problema, c'è sempre stato. Diciamo che casi in questa zona, l'ultimo scontro sarà venuto 15 anni fa da questa parte, poi magari nel canale adesso con i guardarai meno, una volta succedeva molto di più. Signor Antonio, grazie davvero per questa sua testimonianza. Tra l'altro, ecco, Nicola, non so se lo hai già ricordato, perché giustamente i cani fanno il loro dovere, quindi prima non ti sentivo, c'è stato un incidente anche particolarmente grave, una fuoriuscita autonoma da parte di una moto nella zona appunto di Paese, sempre questa notte. Per il momento da Ormelle è tutto, ringrazio ancora il signor Antonio, a te la linea con Nicoletta Rizzetto. Grazie a Cristian Arboit e anche al signore, al residente di Roncadelle e di Ormelle. Noi adesso, allora, per introdurre anche lo spazio dedicato all'ambiente, come sempre, come ogni venerdì, fra pochissimo dopo la pubblicità sarà con noi Andrea Ferrazzi, un ospite molto importante. Parliamo di ambiente, parliamo di clima, lo sappiamo, gli effetti sul territorio li abbiamo raccontati in questi mesi, in queste settimane. C'è una frana nel Bassanese che non è ancora stata rimossa e una strada chiusa da 15 giorni, sono residenti e anche attività che sono ostaggio di questa frana. Vediamo questo servizio della redazione di Bassano e poi la pubblicità e poi partiamo con lo spazio dedicato all'ambiente e alla sostenibilità. Via Gaggion Alto a Varrovina è chiusa ormai da 15 giorni da quando il terreno è paurosamente franato a causa della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla fascia collinare marosticense e bassanese. Era da paura,
da paura, poi giovedì scorso ne ha fatto altrettanta, era ancora più spaventoso perché avevo paura che venisse anche il resto. I residenti e il ristorante Ostrica Ubriaca dallo scorso 21 maggio sono ostaggi della frana. Per raggiungere Varrovina devono scendere fino a San Michele e poi risalire, mentre per i clienti del locale arrivare a cena può diventare una vera e propria odissea. Qualcuno è passato dal comune, c'è chi si è mosso effettivamente per velocizzare i lavori, però al momento la condizione è questa. Se vogliamo andare giù a Varrovina, appunto, anche per portare la mattina il bimbo, dobbiamo fare il giro dell'Oca e niente, al momento ci hanno detto di aspettare. Chi si avventura da Varrovina si ritrova ovviamente la frana davanti, non riesce a ritrovare facilmente poi la strada per il nostro locale. In questa zona internet è un po' debole, quindi anche la navigazione può dare difficoltà, ecco, durante il tragitto e reimpostare la strada. Le autorizzazioni per la rimozione della frana non sarebbero ancora arrivate. I cittadini si aspettano che la strada venga riaperta al più presto, ma allo stesso tempo chiedono anche la messa in sicurezza della zona. Una volta che piove hai il terrore che succeda qualcosa, perché questo in 50 passa anni non l'avevo mai visto. A distanza di non molti anni è la seconda frana e sarebbe un po' un problema se dovesse franare esattamente davanti a casa. Chiaramente creerebbe anche dei danni abbastanza consistenti, ecco. Rieccoci in diretta alla nostra prima edizione, venerdì è quindi il momento dei dialoghi sulla sostenibilità. Prima di andare in pubblicità abbiamo visto un servizio su residenti della zona del Bassanese alle prese con una frana che li tiene di fatto ostaggio. Quelle persone sicuramente la percezione dei cambiamenti climatici la vive sulla propria pelle, la vede, la tocca con mano, ma è davvero per tutti così? Come l'opinione pubblica ma anche come i partiti affrontano il tema della sostenibilità, dei cambiamenti climatici, della transizione ecologica? Allora il tema di oggi è questo. Intanto benvenuto, ben trovato ad Andrea Ferrazzi. Buongiorno. Grazie a lei e a tutti i telespettatori. Allora, l'ospite di oggi è importantissimo perché ci può far capire proprio questo, ci può entrare in questo settore. Io saluto e ringrazio Giovanni Diamanti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, presidente di U-Trend, cofondatore di U-Trend e Quorum, stratega, come si dice, della comunicazione, saggista, sociologo, curatore anche di importanti campagne elettorali. Quindi chi meglio di lei ci può aiutare in questo piccolo viaggio? Intanto ricordiamo cos'è U-Trend ai nostri telespettatori? Noi siamo un'agenzia che si occupa di comunicazione, che si occupa di studio dei trend dell'opinione pubblica, che si occupa di analisi dell'opinione pubblica. E su U-Trend trovate una sorta di magazine che si occupa anche di questi temi. Allora, adesso arrivo subito perché vogliamo entrare proprio nei dati che lei ha raccolto. Ferrazzi, quanto è importante capire il livello della percezione dei cambiamenti climatici, dell'ambiente, della transizione nella gente e anche come lo affrontano i partiti alla vigilia di un importante appuntamento come quello delle elezioni europee. C'è un quinquennio, il precedente, nel quale l'Europa ha messo in agenda l'ambiente, il green. Sì, più di qualsiasi altro continente a livello internazionale. L'Europa ha centrato, possiamo dire, le politiche del quinquennio 2019-2024 su queste cose, i grandissimi investimenti del Next Generation EU e quindi di conseguenza il PNRR per il nostro Paese, i grandissimi investimenti del Green Deal e poi grandissimi investimenti alle politiche per la transizione energetica con insomma, politiche molto mirate per evitare che il nostro continente fosse dipendente ancora una volta dalla Russia o da altri paesi non esattamente democratici. E quindi il REPowerEU. E poi una serie di interventi a 360 gradi che vogliono portare il nostro continente ad essere all'avanguardia nel campo della transizione ecologica. Capendo, dice l'Unione Europea in questo quinquennio, che la transizione ecologica vuol dire certamente fare
fare i conti col cambiamento climatico e con i disastri enormi che viviamo anche nei nostri territori, che cagionano danni inenarrabili di vite umane e anche dal punto di vista economico, e capendo però contemporaneamente che la transizione ecologica è una grandissima occasione e anche necessità di crescita economica, perché altrimenti se l'Unione Europea non investe in questa transizione, e in particolare nelle quelle che abbiamo chiamato spesso, no? Le transizioni gemelle, cioè la transizione ecologica e quella digitale, verrà schiacciata da una parte dal protezionismo degli Stati Uniti, che con svariati interventi legislativi e dei finanziamenti pubblici privati di grandissima quantità stanno guidando questa transizione, in particolare quella digitale, e dall'altra parte dalla Cina, che sta facendo una politica espansiva dal punto di vista economico, che in particolare sulla transizione ecologica rischia di diventare leader di mercato. Ora l'Europa, se non si muove, rischia di essere la noce in mezzo allo schiaccianoci. È evidente quindi che la politica del prossimo quinquennio dell'Unione Europea sarà centrale per capire cosa ne sarà, ma non del futuro dell'Europa dal punto di vista generico, ma degli interessi degli italiani. Allora, gli interessi degli italiani, riparto da queste parole, da questo termine di Andrea Ferrazzi. Diamanti, riusciamo a dare un quadro intanto generale su qual è la percezione dell'opinione pubblica su questi temi? Ma allora, in linea generica non sono temi troppo divisivi, cioè quando si parla di transizione ecologica, quando si tratta di sensibilità ambientale, quando usiamo questo tipo di lessico e termini, l'opinione pubblica è nettamente favorevole, nettamente sensibile. Cambia un po' quando si parla di scadenze, quando si parla di misure precise, quando queste misure vanno a intaccare anche un po', se vogliamo, il nostro portafogli. Lì c'è una divisione maggiore. La divisione maggiore però è sempre più crescente è a livello di fasce d'età, c'è una frattura a livello generazionale negli italiani. Per i giovanissimi l'ambiente è la priorità assoluta, per i giovani è una grande priorità, mano a mano che aumenta l'età degli italiani, mediamente diminuisce invece la sensibilità su questo tema. C'è una motivazione secondo lei? Io penso sia molto correlata a quello che è il tipo di informazione e a dove i giovani si informano. C'è da parte degli italiani una consapevolezza di essere molto poco informati sulle questioni ambientali, e questo perché c'è un'attenzione dei media più tradizionali, se vogliamo, tradizionale appunto, mentre invece i media su cui fanno riferimento i giovani e i giovanissimi sono media che parlano molto più di queste tematiche, anche con un tono diverso e più radicale. Ecco, l'informazione penso sia un po' all'origine di tutto questo, e poi in generale la sensibilità ambientale è sempre stata forte tra i giovani, questo va detto. Una cosa che sta cambiando ma che ancora non è stata stravolta è la sensibilità politica. L'ambiente è sempre stata una tematica legata alla sinistra, tuttora l'elettorato di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle in questo paese è più sensibile rispetto a quello del terzo polo e del centrodestra sulle tematiche ambientali, ma inizia a esserci una divisione minore. Ad esempio l'elettorato di Forza Italia inizia ad avere una sensibilità crescente sui temi ambientali. Adesso arriviamo proprio nello specifico sulla politica. Non la sorprende il fatto che ci sia questa divisione generazionale? No, non mi sorprende, però mi trovo soddisfatto all'ultima parte che adesso ha posto Diamanti, cioè il fatto che questa sensibilità ambientale sta crescendo anche in forze politiche che fino a ieri lo erano meno dal punto di vista proprio dell'attenzione, perché è di ogni evidenza che quello che sta avvenendo è sotto gli occhi di tutti. Uno può anche chiudersi gli occhi, però rischia di diventare cieco per non aprirli mai, perché insomma, le ricadute del cambiamento climatico le vediamo in Veneto, nelle nostre città, nelle nostre campagne, e sono oggettivamente spaventose. I costi sono oggettivamente spaventosi e stanno avvenendo dei fenomeni che semplicemente non erano mai avvenuti. Allora, dinanzi a queste cose tutti dicono sì, in effetti il cambiamento climatico è un tema centrale. Dopodiché, giustamente, si tratta di arrivare a delle decisioni, a delle definizioni.
dell'assunzione di responsabilità, e lì bisognerà trovare il modo che permetta la transizione non solo di essere transizione ecologica, ma di essere una transizione ecologica giusta, cioè che non faccia ricadere i costi soprattutto ai più fragili, ai più emarginati, a quelli che hanno meno reddito, e quindi bisogna anche dal punto di vista politico trovare delle ricette che siano sostenibili. Diceva Langer, un grande esponente del mondo ecologista di qualche anno fa, la transizione ecologica nel nostro paese sarà possibile quando sarà desiderabile. Ora, questo concetto di desiderabilità passa certamente dinanzi a quello che sta avvenendo, appunto di cui parlavamo prima, e quindi degli eventi meteorologici estremi, ma passa anche dalla necessità di costruire un mondo migliore. Ecco, il concetto di mondo migliore, di futuro, io lo collegherei molto al desiderio dei giovani, no? Che vedono certamente l'allarme, ma vedono anche la necessità di costruire un mondo più giusto, un mondo dove stare bene, appunto un mondo sostenibile. Allora Diamanti, torniamo alla politica, quindi c'è una differenziazione che si sta assottigliando, diceva lei, anche tra gli schieramenti. Resiste invece uno zoccolo duro, diciamo, che rigetta il problema, vedendolo soltanto come magari un fastidio, come appunto una spesa economica inutile? Allora, si è assottigliata, ma come sottolineavo è presente ancora questa divisione. Possiamo dire che nell'elettorato di centrosinistra si è tendenzialmente molto favorevoli alle tematiche della transizione ecologica, si ha una forte sensibilità ambientale. Per quello che riguarda l'elettorato terzopolista c'è una sensibilità crescente, ma ad esempio c'è un rigetto per quello che riguarda le scadenze che cerca di imporre l'Unione Europea. L'elettorato di centrodestra ha una parte che ha una sensibilità comunque moderata al tema, e invece c'è una parte più diciamo che si divide maggiormente. La parte più moderata, più legata a Forza Italia, ha una sensibilità crescente ai temi ambientali. L'elettorato di Fratelli d'Italia e della Lega rimane un po' più critico. Una cosa che però va detta: in Italia non abbiamo frange importanti e segmenti di popolazione importanti che fanno revisionismo su questo tema come avviene invece in altri paesi. In Italia c'è una sensibilità secondo me maggiore. Non abbiamo le punte e i picchi che ci sono sul fronte del negazionismo del tema che ci sono ad esempio negli Stati Uniti. Quelli sono segmenti che in questo paese non ci sono. Ecco, mi ha anticipato la domanda: si riesce quindi a capire rispetto, questa è l'Italia e quindi l'Europa, dicevamo l'Europa ha puntato molto in questo quinquennio, al di fuori dell'Italia, dell'Europa le cose cambiano o c'è comunque questa spinta giovanile? Mi pare di capire che sia trasversale un po' in tutti i paesi, però magari forse c'è maggiore differenza tra le fasce d'età negli altri paesi? Negli altri paesi, cioè la spinta giovanile è globale su questi temi, non è solo europea, non è solo italiana. Diciamo che la grande differenza tra l'Italia e altri paesi è che in altri paesi ci sono schieramenti politici, sono frange che apertamente si schierano contro le politiche ambientali in modo più radicale e netto, rivendicando queste posizioni. In Italia, se vogliamo, vediamo una narrazione più graduale da parte di alcune fasce, oppure c'è chi semplicemente contrappone all'ambiente altre priorità, ma raramente sentiamo posizioni apertamente antiambientaliste. A noi sembra un qualcosa che non è di buon senso, in questo paese sembra qualcosa non di buon senso. Ferrazzi, questa è anche la differenza che diceva lei tra un'Europa che insomma ha investito molto in questo quinquennio, non solo per maggiore sensibilità ma anche per lungimiranza politica ed economica. Sì, a dire il vero anche gli Stati Uniti hanno investito moltissimo. L'Inflation Reduction Act, cioè quella grande politica di transizione di Biden, è stata una politica che le parole, il titolo sembra raccontare una politica antinflazionistica, ma in realtà
sotto quello c'era proprio una politica di grande investimento per la transizione ecologica, un investimento plurimiliardario che ha richiamato peraltro grandissimi colossi del mondo dell'economia anche degli altri paesi che sono andati a investire lì, anche italiani e anche tedeschi per dire, perché le incentivazioni di carattere fiscale di altro ordine sono state veramente consistenti. E perché Biden ha voluto questa cosa? Proprio per dare una scossa all'economia e proprio per evitare di cadere nelle mani del futuro dell'economia cinese. La scorsa settimana c'è stata un'intervista interessante di Elkann, del presidente del gruppo della holding che controlla tra l'altro anche la Fiat, Stellantis ed altre. E a domanda diretta del giornalista gli chiede: ma dov'è che deve correre l'automobile oggi? Beh, il differenziale competitivo sarà la velocità della trasformazione nell'elettrico. Ora, detto da chi? È il presidente della Fiat che, come sappiamo, fino a poco tempo fa ha sempre tirato il freno a mano su questa cosa. Marchionne stesso non ci scommetteva per nulla sull'elettrico e invece adesso si sono resi conto che devono andare lì. L'amministratore delegato della Ferrari viene dal mondo dell'elettronica, non dei motori, viene dai microchip, e anche questo è paradossale se vogliamo, no? Il mondo della competizione dei motori, dei cilindri, dei pistoni e via dicendo. Allora è il mondo che sta andando lì e questo crea delle divisioni dal punto di vista poi degli interventi da fare. Certamente ci sono dei movimenti, in particolare negli Stati Uniti, che sono assolutamente schierati contro la transizione. Un negazionismo esplicito, d'altro canto nella campagna elettorale iniziata tra Biden e Trump, ed è uscita la notizia che poche settimane fa è stato dai grandi produttori del petrolio e del gas sono arrivati €1 miliardo per Trump, il quale gli ha promesso che farà un'operazione di defiscalizzazione ritornando a €1 miliardo a chi li aveva dati dopo appunto le elezioni. Quindi uno schieramento molto chiaro, molto evidente, cosa che invece nel nostro paese oggettivamente è molto più smossato. Ecco, Ferrazzi ha parlato anche di aziende, no? Ha fatto l'esempio delle aziende. Si riesce a capire, noi spesso in questa trasmissione abbiamo capito ormai come le aziende sono spesso molto più avanti della politica su questo tema. Le aziende come recepiscono il problema del cambiamento climatico, diciamo il tessuto economico? Ma la percezione, come dicevo, in questo paese delle tematiche ambientali è una percezione di urgenza, di emergenza, di interesse, e questo si ripercuote anche per quello che riguarda il mondo economico, il mondo delle aziende. Una cosa che va sottolineata e che in parte in realtà è anche preoccupante per quello che riguarda questi temi è che c'è una sensibilità maggiore sulle tematiche economiche, soprattutto tra le persone appartenenti a ceti medio-alti. E questo da un lato ci sottolinea comunque il fatto che verosimilmente questo si vede poi anche nei mondi economici più dinamici e forti, però è anche un limite grande, perché significa che questi temi devono trovare il modo di arrivare anche ai ceti, alle persone a più basso reddito, e serve evidentemente trovare strategie di comunicazione diverse per arrivare loro. Il rischio è che questa transizione ecologica venga vista soprattutto dalle persone con redditi più bassi come un costo e non come un qualcosa di fondamentale, e soprattutto come un costo che si ripercuote allo stesso modo su tutti. Questo è un qualcosa su cui lavorare. Da un lato, per me, la narrazione e alcune misure che sembrano mostrare come un costo appunto la transizione ecologica. Dall'altro lato bisogna lavorare sul linguaggio. Serve trovare parole chiave, parole d'ordine che siano assolutamente trasversali e, appunto, io riutilizzo questo termine, di buon senso. Questo è molto interessante, ma poi ci riguarda anche da vicino in quanto noi operatori dell'informazione. C'è dunque il rischio che, diceva appunto lei, la gente percepisca o come un costo, quindi nel reddito, diciamo nella fascia di reddito medio-basso. C'è anche il rischio che un linguaggio che ormai è diventato purtroppo frequente, perché sempre più frequenti sono le crisi e le alluvioni, metta anche paura alla gente, quindi una paura che magari faccia chiudere a riccio le persone, le chiude in un pessimismo che dica, che sostanzialmente finisce col dire ormai è così e non possiamo più farci nulla?
Assolutamente sì, è assolutamente così, e dall'altro lato quando parlo di linguaggio parlo anche di banali termini, cioè il sole, l'acqua sono elementi positivi, quando vengono richiamati, quando si parla di rinnovabili c'è una tendenza ad avere una percezione positiva, quando parliamo in termini di vantaggi economici c'è un altro tipo di percezione positiva che viene data alla transizione ecologica, quando ci rifugiamo in un linguaggio molto burocratico, nel cosiddetto appunto burocratese, le persone si allontanano un po' dalla percezione di questa come un'urgenza positiva, come un'urgenza vera, come un qualcosa a cui far fronte. Grazie, questo è molto interessante. Bisogna cambiare il linguaggio. Sì, è chiaro che di fronte al cambiamento c'è sempre paura, no? Il cambiamento guidato dalla transizione ecologica è un cambiamento, l'abbiamo già detto spesso in queste trasmissioni, non sarà una passeggiata felice in un prato fiorito. Transizione vuol dire cambiare i sistemi di produzione, vuol dire creare nuove aziende, vuol dire che molte aziende devono trasformarsi, vuol dire che dobbiamo immaginare un mondo diverso per molti aspetti. Allora tutto questo è di ogni evidenza che genera ansia, genera paura, genera timore. Il fatto vero è che se tu non guidi questa transizione la subisci e quindi da timore, se tu non fai nulla, si trasforma in tragedia. E questo è il dato economico, cioè solamente le aziende che stanno già da tempo investendo nella transizione e che sempre di più andranno in quella direzione sono quelle che creano valore, che creano utile e quindi manterranno e faranno crescere i posti di lavoro. Questo riguarda sia le aziende che riguarda anche i sistemi economici più generali, la macroeconomia, non solo appunto la microeconomia. E quindi per non trasformare la paura in paralisi e bisogna agire, questa è la verità. Ora è di ogni evidenza che c'è un mondo negazionista oggettivamente o riduzionista che non solamente non cerca risposte alle paure ma alimenta le paure e cerca anche a volte di trarre dei vantaggi diciamo elettoralistici di breve periodo alimentando le paure della transizione. E qua serve spessore, qui serve un racconto sereno e serve cercare di fare quello che abbiamo fatto noi in quest'anno di trasmissione, cercare di raccontare che certo c'è una crisi climatica ma non è irreversibile, che possiamo fare un sacco di cose, che c'è la tecnologia, che c'è una transizione, che la transizione vuol dire creare benessere, posti di lavoro, sostenibilità, desiderabile ed è esattamente quello che bisogna fare. Cioè girare il concetto, il concetto delle scadenze che diceva Diamanti, questa scadenza non è per crearti un problema ma per risolverti il problema. Però guardi che anche qui dal punto di vista delle scadenze il mondo dell'economia chiede certezza certo. e coinvolgimento. È una richiesta delle stesse aziende. Certo, vogliono certezza e coinvolgimento. Quando in Gran Bretagna, pochi mesi fa, il governo ha dato una stretta nella logica di un po' di blocco della transizione ecologica, lì c'è stata paradossalmente la rivolta contro delle industrie e anche dell'automotive, perché avevano già spinto moltissimo nella transizione e già vedevano il loro futuro nella transizione. Allora cosa deve fare l'Unione Europea rispetto a prima? Secondo me molto meglio rispetto a quello che ha fatto in questi 5 anni. Deve coinvolgere di più le categorie economiche, le associazioni, cioè non con delle direttive o dei regolamenti che arrivano dall'alto e vengono calate e subite, ma una trasformazione guidata attraverso la partecipazione e poi deve porre delle date che siano credibili, raggiungibili. Se riesce a fare queste due cose, certamente la transizione ne avrà un grande vantaggio. E questa è la nuova scommessa per la prossima Europa, qualunque esca dalle urne. Diamanti, a che punto siamo allora con il linguaggio noi in Italia rispetto a quello che diceva prima? C'è ancora molto da fare secondo lei? Sì, c'è molto da fare, deve andare di pari passo con un interesse maggiore da parte dell'informazione più mainstream su questi temi. L'informazione più mainstream e più tradizionale è un po' mancata su queste tematiche a livello di sensibilità, a livello di divulgazione, a livello di informazione proprio di base. E queste sono le direzioni da prendere con più urgenza, io direi. Un linguaggio più semplice, un linguaggio anche più emozionale, un linguaggio più diretto, una informazione di base, di divulgazione più capillare
che abbia appunto l'obiettivo non solo di fare propaganda, non solo di portare, convincere i cittadini, ma proprio di informare a livello di base. Questa è un'esigenza che a me pare evidente ci sia in questo paese, al di là della semplice comunicazione. C'è un pezzo prima che è quello informativo, che manca un po'. L'ultima domanda che le faccio, siamo alla vigilia delle europee, l'ambiente è ancora, magari sia da una parte che dall'altra, un'arma elettorale? Assolutamente sì, è più da una parte. Vedevo una ricerca, mi pare di SVG, adesso ce l'ho qui da qualche parte, che sottolineava come 2 italiani su 3 considerano i temi ambientali tra i più importanti con cui si formano la propria opinione sul chi votare. C'è però un viceversa, però c'è un tema, solo il 15% lo considera la tematica più importante su cui basare il proprio voto, quindi molti lo considerano le tematiche importanti, ancora pochi lo considerano la tematica più importante, e questi italiani sono ancora oggi prevalentemente schierati a sinistra. Benissimo, io ringrazio davvero Giovanni Diamanti per essere stato con noi, grazie e buon lavoro, ci ha fatto capire un po' com'è la situazione. La prossima settimana noi cosa trattiamo? Prossima settimana ci sarà con noi Maria Grazia Midulla, che è la responsabile dei cambiamenti climatici del WWF. Tra l'altro farà un collegamento in diretta da Bari, perché sarà lì a seguire direttamente il G7 a guida italiana, e parleremo appunto di come il G7 sta orientando le decisioni su queste questioni. Quindi in diretta verificheremo e discuteremo delle decisioni che vengono prese dai 7 paesi cosiddetti più industrializzati del mondo. Abbiamo ancora un minuto, approfitto perché ci stiamo avvicinando alla fine di questa seconda stagione dei dialoghi sulla sostenibilità, anzi la prima stagione di fatto, perché questa è stata la stagione dei dialoghi che davvero a mio parere insomma è stata un'avventura molto molto interessante anche per voi telespettatori, dai feedback che ci arrivano, quindi magari poi nell'ultima puntata prima dell'estate faremo un po' un riassunto di questa stagione. Una cosa che volevo chiederle è c'è un cambiamento anche grazie a questo tipo di informazione? Si parlava prima Diamanti del linguaggio, ecco, quanto è importante battere su questo tasto? Ma guardi, innanzitutto Diamanti ci ha detto che il 15% degli italiani deciderà nelle elezioni di domani e dopodomani in base a come le forze politiche si orientano sull'ambiente e sulla transizione. Beh, questo mi pare già un dato significativo, perché il 15% è comunque già uno zoccolo duro molto ampio. Poi ci ha detto che la maggioranza degli italiani, 2 italiani su 3, nelle decisioni che assumono dal punto di vista elettorale mettono dentro anche l'ambiente. Quindi capisce bene che siamo in un altro zoccolone molto ampio. Allora c'è questa grande sensibilità, è una sensibilità che sta crescendo. Io spero che con la nostra trasmissione, noi siamo oggi alla 33esima puntata di Dialoghi, prima ne ho fatte 10 con proprio le parole della sostenibilità, riprenderemo poi, concluderemo il 21 di giugno questa grande corsa e riprenderemo poi a settembre naturalmente con grandi innovazioni. Io credo che una televisione importante come questa abbia fatto un servizio pubblico, cioè abbiamo portato qui delle persone di altissimo livello, persone di altissimo spessore, competenza, di qualsiasi pensiero politico, non era quello il tema era la competenza, la conoscenza delle cose, e abbiamo cercato pacatamente di spiegare dove va il mondo, quali sono i problemi, quali sono le possibilità. Non abbiamo mai rappresentato un problema senza spiegare quella che è una possibilità di soluzione, e credo che questo sia un filone da seguire. E una cosa molto importante, partendo sempre dai dati, non da quello che si dice, ma dai dati concreti, perché questo è uno dei fondamenti del nostro lavoro. Grazie allora a Andrea Ferrazzi, grazie, ci vediamo grazie a tutti. La settimana prossima, vi lascio al documentario Borgo Italia dedicato a Longarone, poi dopo il documentario un grande super classico, Sangue Arena 1941, vi dico solo 2 nomi, Tyrone Power, Rita Hayworth, super classico. Allora il documentario e poi Sangue Arena, arrivederci.